Ma come ti sei? Vabbè. Ehi! Come No, cazzo? no. No, vabbè, però io ci ho messo tutto il possibile, che siamo qui, sono contento, ti sei riaperto l'attività e te lo meriti Claudio. Niente. Eravamo un po' in crisi con questo. No, beh, io ti ho visto così, però sono contento che mo tiene tutta sta gente. Niente, io invece sto facendo anche altro, mi sto occupando di spaurologia. Di spaurologia? Che è? Mica sono struzzi, io... No, sembra, me lo ricordo molto con un struzzo, però non lo so. No, io... Spaurologia? Sì, perché è un periodo veramente... Ma cos'è? Non ho capito. No, perché in questo periodo che non so come definirlo, lo vogliamo definire un periodo in merda, forse? Non lo so. Io tolgo le paure, che sono tutti impauriti, Claudio, pure qua vedo loro che mi mettono una malinconia, così mascherine, mi fanno in mummia, che... Qualcuno tiene il nasino fuori, a me mi fa tenerezza, perché secondo me... No, mi fa tenerezza perché secondo me non muore proprio quello, proprio in particolare. Quello di fianco, magari. Probabilmente quello a fianco. Allora io... Spaurologia vuol dire spaurologia... Togli le paure. Allora, guardami negli occhi. Che toglie le paure del mondo. Allora, tu hai paura? No. Vedi, tutti gli anziani non si mettono paura. Cioè, hanno questa incoscienza arrogante, diciamo. Ma tu sei vecchio, tu ti devi mettere paura, tu devi cagare sotto, cioè devi fare una vita nel terrore. Perché non ti metti paura? Ma guardate, avete acquisito questa cazzimma, voi anziani, che, ma perché? Cioè, ma perché? Vedete il periodo com'è? Rinchiudetevi, no, niente, uscite, pure durante il lockdown uscivano solo i vecchi. Ma perché? Cioè uscivano, vado a prendere un poco d'aria, ma torna a casa, che stiamo morendo, cazzo va! Io avevo un cagnolino, va per andare a pisciare. Ma no, ti hanno visto a te, Claudio Bisi, che passeggiava, la mattina andava a fare ginnastica, su fisica, sta cafunata fisica che tiene, magro alla tua età, ma che devi fare? Che devi fare? Che te ne fai? Che vai a correre la mattina? Stai a casa, lasciati morire così. Cioè tu sei vecchio, hai acquisito questa esperienza per lasciarti a casa così, come una merda sul piano. Invece no, a correre, Claudio Bisio. Faccio Pilates, faccio. Arrivate nata che fa l'Olimpiade, ma dove va? Cioè che poi tu, insomma, siamo a un momento, no? Che... Ciao Claudio. No. Ma che fai con fisico così? Per 30 a bar non c'entri nemmeno, perché fai tutti i muscoli e sfondi pure a bar. Allora, io non so te, io veramente vorrei affrontare con te anche questi argomenti profondi, oltre a tutte queste scemità che state dicendo. Allora, noi stiamo dicendo scemità. No, io vorrei vivere più a lungo possibile. Io non so tu che gusti hai sulla morte, però... Gusti sulla morte. A me piacerebbe 135. No, vabbè. Record, a me piacerebbe battere i Guinness dei primati. Uno dice, ma perdi la dignità. Me ne fotto proprio. Voglio stare così, come una larva. Così nel letto, inerme a 134 anni. Che bello che C'hai ancora un anno da vivere. Un'agonia lunghissima, che viene pure la vita in diretta. Non lo so, qua che è più pomeriggio, non lo so, queste cose che fate voi, viene che dice, ma come mai non muore? Fa un po' di... Ma perché devo raccontare a lui? È amico tuo questo che è venuto. Uno sono amici di Claudio Bisi, pure quando muore. Così. E io sto là e deve starci vicino a me mia moglie, le mie 2 bimbe. Io ho una bimba di 10 anni, una di 7, Sofia e Gloria. Ma lì a vedere l'agonia? No, loro devono stare proprio là, non si devono muovere. E io, la mia speranza è che tipo mi devo fare pure la cacca addosso. Perché Claudio Bisio, tu c'hai le figlie grandi, io la mattina accompagno a scuola, vai a prendere a scuola, vai a accompagnare la ginnastica a ritmo, io sono una navetta. Allora quando faccio l'agonia devono stare là fermi. È una vendetta. La già fascivo il culo, tutta questa cosa. Cioè io faccio la cacca, loro cambiano, portano, come la chiamate voi? La padella. La ma voi chi la chiamate? Loro, poi. Noi anziani. Allora io faccio la cacca, loro mi cambiano la padella, se ne vanno, papà, tutto a posto. Ho fatto cacca un'altra volta.
devono stare in tensione continua, un'ansia continua, che quando sarà l'ultimo respiro, proprio the hand, finale, 3 fischi finali, chiudo gli occhi, loro non devono dire ha finito di soffrire, ma ha finito di rompere o cazzo. Questa è io me l'auguro così, devo fare. A 135 anni. No, però attenzione. Tu, insomma, io so che sei un papà, un bravo papà, molto affezionato alle tue figlie, anch'io, però. C'è un però. Bimbe belle a papà, ma pure da rutta veramente, che c'è. Alla mattina alla sera ho fatto tutta la pandemia. Mamma mia, io mi volevo buttare giù, già facevo più 24 ore al giorno, ma tutto sta affetto insieme, io non ero abituato. Perché c'era la DAD? C'era la DAD, che hanno messo in mezzo sta DAD che la mettevano alle 7 di mattina. E non abbiamo niente da fare tutta la giornata. Ma facciamola a mezzogiorno, non li regoli, non li regoli. Mi stiamo morendo, che ce ne fotte le regole? No, le facciamo alle 7 perché la maestra si era fissata sulle regole, le regole. E poi alle 7 di mattina chi mandavano ad accendere il computer, capò? Accendere Bill Gates, era arrivato Bill Gates. Tu? Lo dite così. Dice, Peppe, beh, tu che c'hai il dito più sensibile. Tu che sai accendere il computer. Andavo a accendere. In pigiama, com'è che No, in verità avevo una mutandina. Perché, insomma, non lo so, cioè io avevo un mutandino un po' vissuto, insomma, anche un po' bucato, perché poi mica durante la pandemia ci cambiavamo la mutandina tutti i giorni. Cioè, erano mutande sprecate, pure Bisio si è cambiato uno al mese. Adesso ha fatto un cambio stagione. Allora io andavo a accendere il computer con pure la caccoletta nell'occhio. E la maestra ti vedeva? La maestra diceva, ma Sofia, ma papà c'ha la caccoletta. Ma che va te? Io però voglio fare un annuncio su questo palco così importante con tutta questa gente. Io voglio il tuo supporto, che secondo me è importante dirlo, perché le scuole veramente è giusto che siano aperte, no? Sempre. Allora vogliamo fare questo annuncio, questa trasmissione così importante. Vieni con me e mi sostieni. Non so cosa stai per dire. Le scuole devono rimanere aperte tutto l'anno. Fermi! Tutto l'anno! Se le dovete chiudere con i bimbi dentro!